Bene, cane, andiamo a tagliarci i capellos. Io mi taglio i capellos. Cane no, non è mica tagliarti i capellos anche te, non è niente. Dai, prepariamoci. Buon, barbiere chiuso, tempo e benzina buttati via per il piffero e andiamo da un altro barbiere, dai. Vero cane che andiamo a farci il taglio pericoloso. Eh sì, perché metti che è lì che sta tagliando con le forbici le basette e fa uno starnuto e mi fracca le forbici su per le tempie, no? Ma che giornate! Questi sono i posti dove vivo io. E io quando vedo sti posti mi viene sempre in mente Tenerife, no? Perché una volta ero andato in vacanza lì, è stato bellissimo, tutto colorato, fiori, sole, tutto quanto. Si smonta giù dall'aereo in Italia e vedi sti panorami qua, dici, porca miseria, dove sono capitato. Vero cane? Ti taccia consente. Oh, il cane è pericoloso qua, se tipo mi metto con la mano con la GoPro dalla sua parte per filmare una roba di là e ti spinge via con la testa, hai imparato da me, vero Amy? Stai in del tuo, e lei ha detto anch'io faccio così. Brutto cane, brutto e pericoloso, con i stecchi sugli occhi. Mamma mia cane, ha una puzza all'alito che non hai idea, una fogna più profumata, Dio caro. Vero Amy? Che ho dovuto dargli una carogna di agnello e adesso c'è la macchina qua che è da vomito. Cane, ma che faccia che hai? Attenzione, avviso di servizio. Dio buono, Dio caro, non sono bestemmie, sono espressioni venete pari allo stesso livello di oh mio Dio, oh Gesù, cioè non sono bestemmie, le bestemmie sono altre e quelle qua non le senti. È un po' da reinterpretare, un po' come i cinesi che ruttano in faccia al cuoco in segno di gradimento, cioè passami l'esempio, ma ha tutto un altro peso e è quella alla fine la bestemmia, l'intenzione. In questi termini non c'è intenzione, anzi. Secondo me qua bisogna perdere la brutta abitudine di fumare in camper. Vorrei capire se con i colleghi che ha parlato in precedenza abbiano già inviato la pratica e poter lei avere questo rimborso di 54 euro per connessioni inconsapevoli sul punto d'accesso. No, perché me ne sono accorto in questo momento. Io la mando, cioè faccio io, e questo volevo sapere da lei, perché prima di tutto devo riuscire a capire cosa era successo. Va bene? Un attimo solo, al limite la faccio contattare domani se lei va bene. Va bene, basta che appunto mi tolgano perché io... Sì, ma io qua non mangio, cioè non so se ci siamo capiti. Per una cosa che ho disdetto subito. Quello lasci perdere il discorso, stiamo parlando di quello che è già accaduto. Allora, domani a che ora? Quando volete, il prima possibile. La mattina, il prima possibile. Tanto è dato il telefono, devo vedere qua. Domani dalle 10:03 alle 11 vediamo. Ok? Contattare il cliente. Il numero me lo ridetta 349. Aspetti un attimo, lo cancello. Ma quindi in questa le invio un messaggino sul numero che mi ha chiamato. Sì? Dove scriva chiamami se avesse bisogno, un attimino solo. Pronto qua, io ho fatto tutto, va bene? Ma quindi in questa fattura ci sono Devi attendere domani. Sì. I contatti se ne occupano di tutto, va bene? Ok, ma la mia domanda è, in questa fattura c'è sia l'importo di quello che avrei dovuto pagare, ossia le 20 euro e qualcosa, in più il non dovuto, oppure tutta è solo il non Allora, lei ha dovuto? fatto delle connessioni inconsapevoli su ABN errato, noi Vodafone, una tantum, spieghiamo al cliente quello che è sbagliato e rimborsiamo perché è proprio inconsapevole, l'unica volta, capito? Perciò se ne occupa quel settore lì, perché io non mi occupo degli abbonati, va bene? Vabbè, aspetto la chiamata domani. Va bene? Grazie, salve. salve. Buona serata. In questo male. Che nervoso, cazzo è successo? Quella merda di tariffa alla Vodafone che avevo fatto veniva sui 20 e qualcosa euro al mese e mi avevano detto tot giga per un mese a tot soldi, 20 euro e qualcosa appunto,
E cosa succede? Funziona che se tu paghi ti danno altri gig, altrimenti se non paghi niente, resta fermo tutto lì. Io per altri motivi ho richiamato un altro operatore, è venuto fuori sto discorso, mi hanno detto no guarda non è così, il collega ti ha spiegato sbagliato, e allora io ho detto guarda disdiciamo tutto, cioè andatevene a quel paese. Ok, la disdetta me l'hanno confermata il 15 febbraio, che è già passato da mo', e mi arriva adesso che si sono scalati 86 euro e rotti dal conto perché dicono traffico con APN sbagliato. Cioè io adesso nasco, quella volta che sono nato in ospedale, dentro il mio cervello c'era già come informazione l'APN Vodafone, capisci? Cioè chiunque nasce sa già qual è l'APN Vodafone, non è che loro devono spiegarti e dirti ah guarda cambia nel cellulare questa voce qui invece di mobile.vodafone metti, eh? No, 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 la gente deve nascere così con questa informazione, se no si paga 86 euro, cioè capisci? Un periodo come questo, poi no, io tiro su un casino domani se non chiamano.